Eder, Mech, Pallister. Secondo Sebastiano è molto strano il fatto che tu, Gabriele e Salvatore, la sera prima del ritrovamento ti trovi a poche centinaia di metri dal corpo di Liliana. Probabilmente è strano, però è sicuramente una combinazione. Io non c'ero mai stato, mai. La primissima volta su invito di Gabriella e Salvatore, con i quali eravamo in contatto negli ultimi 15 giorni, se vogliamo, perché lui è il primissimo che ho contattato, come ben si sa, insomma, e questa è tutta storie vecchie, anche le dichiarazioni di Sebastiano sono stravecchie, ormai antiche di 2 o 3 anni. Quindi tu in realtà lì cosa eri andato a fare? Per prendere un caffè, per parlare fra di noi, io e, ripeto, Gabriella e Salvo. La primissima volta non sapevo dell'esistenza del posto delle fragole fino a quel giorno. Tutte le coincidenze sono strane di solito. Come mai? Se no non sono coincidenze, obiettivamente. Il giorno prima che Liliana scomparisse tu e lei avete una chiamata di 16 minuti. Questa chiamata ha rappresentato per Sebastiano un vero trauma. Diciamo che lui non è stato traumatizzato dalla scomparsa della moglie, ma da questa telefonata sì. Gli hanno insegnato di fare così, probabilmente. Io sono convintissimo che tutto quello che è successo in qualche maniera era premeditato. Non si può neanche rispondere a una domanda simile perché lascia il tempo che trova oggi, perché Sebastiano avrebbe ragione in qualche maniera di parlare così esclusivamente se Liliana, dopo quella telefonata, gli è saltato il cervello, ha preso i suoi sacchetti bianchi, neri, eccetera, ed è corsa a suicidarsi. Qualcuno sostiene peggio per lui. Il caso è riaperto per omicidio, per cui il suicidio non esiste, punto. Fatto sta che di questa telefonata tu non ricordi nulla, purtroppo anche io te l'ho chiesto invano un paio di volte, sarebbe stato importante ricostruire il contenuto semplicemente per far stare zitto Sebastiano. Noi abbiamo sicuramente discusso per scegliere il posto dove andare alcuni giorni dopo, che poteva essere il 16 o il 17 o il 18 di dicembre, a passare il nostro famoso weekend, il primo della vita. Lei doveva lasciare casa, è sparita perché non poteva lasciare casa lei. Io sono convinto che dovranno emergere i fatti reali. Siamo in cerca della verità, tutti, almeno tutti noi. Sì. Io per primo, e sono convintissimo che non può non uscire la vera verità. Punto. Un'altra cosa che ha traumatizzato Sebastiano è che il giorno della riesumazione tu sei sbucato soffiando le telecamere a Visintin. Fuori luogo probabilmente era lui perché da tempo, almeno anni, lui non era più considerato marito da parte di Liliana, motivo per il quale in teoria, e io lo dico in pratica, io avrei avuto in quel momento più diritto di lui di essere là. C'ero nascosto perché non volevo farmi vedere, non tanto da chi che sia, ma da soprattutto tutti i media che erano là. Io conosco il posto molto meglio di lui, ci sono andato molte più volte di lui. Anche l'altro ieri, il giorno dei morti, ho portato la mia rosa a Liliana, anche se lei purtroppo per noi e per lei soprattutto è a pezzettini a Milano, un pezzetto qua, un pezzetto là, purtroppo. Io solo il pensarci, già non dormivo di mio negli ultimi paio d'anni, adesso poi a pensarle là è inenarrabile, insomma, lei è un mucchietto qua, un mucchietto là, per capirci. Io considero già da allora che avrei avuto più diritto io di lui. Lui era il marito sulla carta, ma non di fatto. Lei aveva mollato Sebastiano da tempo. Questo l'ha finita, lei è morta anche e soprattutto per questo. Io l'ho detto subitissimo, subito dai primi giorni, e intanto per me era scomparsa e basta nei primi 20 giorni. Quando Liliana dice sono tenace finita, parla del Covid? L'attesa finirà, si intende, chiaro. Cioè, certe cose sono talmente banali e logiche, non avevano bisogno di essere scritte, insomma. Lei si è persa, cioè ha perso la partita, anche perché non voleva lasciare, io l'ho dichiarato, ma forse 5 volte o più, nella mia prima apparizione in questura il 15 dicembre. Saputo da Salvatore che la sera prima è stata presentata in questura, appunto, denuncia di non scomparsa, ma allontanamento volontario, anche questo è studiato, è tutto premeditato. Questo gioco, chiamiamolo così purtroppo, è stato premeditato da tempo. Lei quel martedì era l'ultimo che passava in casa e Sebastiano lo sapeva perché il suo telefono me lo aveva già detto come timore,
era realmente sotto controllo, secondo me, e verrà appurato. Io voglio sperare che la tecnica dimostri che il telefono di Liliana... Certo che era controllato. Allora, qui abbiamo un super testimone, che è Liliana. È Liliana che ci parla attraverso un contenuto massiccio, no? Di informazioni che ci dà. Sicuramente ci dice che tra i due esisteva una relazione, ce lo dice Liliana, una relazione stabile, fatta di attenzione, fatta di premure, e ci dice, come giustamente anticipavi tu, che tra i due non ci fosse assolutamente, cioè che in Liliana non esistesse un tormento, che non fosse in un imbuto emotivo, che non fosse in mezzo a due fuochi, come ha voluto chiudere la procura, perché da una parte c'era Claudio e forse sì, da un'altra parte c'era un fuoco, ma era spento, quello del marito. E stesso la procura, d'altronde, che alla pagina 6 della richiesta di archiviazione ci dice che il matrimonio di Liliana e Sebastiano era ormai al capolinea, ci dice che era un matrimonio evidentemente insoddisfacente. Queste sono proprio le parole che utilizza la procura. La famosa chiamata dei 16 minuti, ma voglio dire, è una chiamata che arriva alle 8:44 di mattina, per cui loro si sentono, evidentemente Sebastiano non è in casa e dopo devono partire, devono andare in Slovenia. Questi 16 minuti, chiaro, noi non sappiamo cosa si dicono e se Claudio non lo ricorda, però poi c'è un messaggio di Liliana intorno alle 12 in cui lei stesso scrive a Claudio, quindi nella stessa giornata, in relax, pensando a domani, amore mio. Per cui questo ci fa capire che il contenuto della chiamata di quei 16 minuti certo non potesse essere, diciamo, chissà come compromettente o quello non contiene quello che vuole lasciare intendere Sebastiano. Questo è quello che volevo dire. Poi Sebastiano deve ricordare che questa è un'indagine per omicidio, è una cosa seria, non stiamo scherzando, nessuno sta scherzando, quindi anche quando dice che in quei 16 minuti ci sono stati quei 54 passi e 30, insomma, e usa queste espressioni e questi numeri, tutto questo non esiste in atti. Vuole far capire che Liliana scalpitasse, ma in realtà tutto questo, questa attività non c'è. Sono numeri che dà Sebastiano. E qui quello che è importante è proprio una dimensione temporale, cioè quando quel numero viene bloccato alle 21:45. Sebastiano chiama Gabriella Estalvo e dice: ok, mi sono convinto, andiamo in questura, andiamo a fare denuncia di scomparsa. Questo è proprio uno schiaffo e un pugno alla logica e al buonsenso. Sebastiano ha fatto il contrario di quello che un marito dovrebbe fare, dove l'interesse priorità di quel momento doveva essere quello di cercare sua moglie. A maggior ragione che lui pensasse che quello era uno stalker, era un soggetto che ansimava, quello era il primo numero che Sebastiano doveva segnalare, e probabilmente se tutto fosse stato vero lo avrebbe anche fatto. 32 cambi di versioni anche sulla sera prima della scomparsa di Liliana, ma sembra chiaro che loro avevano avuto una discussione, avevano litigato. Prima no, ma dopo ha dichiarato che lei ha pianto tutta la notte, perché aveva dei dolori. Ha pianto perché erano in continua baruffa, ed è successo anche la mattina, altro che orsacchiotti di saluti. Io sono il marito, mi è scomparsa la moglie e anziché fare di tutto per cercare di notizie, lascio a casa non solo il suo telefono, ma anche il mio. Il giorno 15 Sebastiano era fuori casa e il suo telefono è rimasto tutto il giorno in casa, fermo. Il giorno 15, il giorno 14, anomalo, per costruirsi l'alibi, di cui tanto parla, l'alibi di Ferro con la GoPro, lui ha fatto, c'è il tabulato, i tabulati telefonici lo dimostrano, lui ha fatto 4 soste di 16 minuti l'una, ogni tot, vuol dire che già quella sequenza che lui ha fatto vedere della ripresa di qualcuno che lo riprende era con la macchina, con la bicicletta dentro. Lui non ha fatto un cavolo di giro dell'altopiano, come dice, non solo, 4 volte 16 minuti fermo nello stesso posto. A fare che? E poi c'è l'enigma della fede, quello che io in un video di tanto tempo fa chiamai il mistero della fede. In realtà non sappiamo ancora questa fede dove sia, perché stando sempre a Sebastiano, anche qui abbiamo innumerevoli versioni, perché la fede l'avevano prima presa gli investigatori, poi l'aveva presa il fratello Sergio e se l'era portata insieme ad altra roba, poi l'hanno trovata i vicini di casa e poi guarda caso la trova lui una volta così in diretta insieme alla collalina e anche alla fede della mamma di Liliana. Quindi anche qui innumerevoli versioni, però effettivamente, come dicevi tu, questa depressione, quest'area depressa sull'anulare sinistro anche a noi fa riflettere, perché per la
naturale elasticità della cute e della pelle sarebbe dovuta Doveva rientrare, tornare. no? Cioè Sebastiano non solo non ha mai cercato la moglie, perché e qui nasce il primo strappo con i familiari di Liliana e si costituisce quella che lui ora definisce in maniera anche spregiativa la banda degli onesti. Ma lui ha depistato le indagini, lui ha detto bugie agli investigatori, perché lui ha negato di aver in uso il magazzino dove quella mattina c'è stato 3 ore col telefono spento. Lui ha detto agli investigatori che Liliana aveva portato con sé gli effetti personali, cosa che effettivamente non era vero, perché poi sono stati ritrovati nella borsa, quindi a casa. Cioè lui blocca il numero di sterline, cioè lui fa di tutto. E tutto questo ha portato sfiducia nei familiari. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.